Home Festival 2017, Treviso, a Casa da Música. 5 dias, 10 palcos, mais de 160 lives, mais de 40 bandas por dia. Isso tudo em mais de 100 mil metros quadrados de área. Depois do sucesso da primeira noite do Home Festival, aconteceu a inauguração da 8ª edição do Home Festival de Treviso. Na oportunidade, tivemos a participação de autoridades e representantes de diversas associações do comércio e turismo. O secretário de Estado ao Turismo e Comércio Exterior, Federico Caner, comentou o primeiro lugar na posição do Vêneto no turismo italiano e a importância da relação com o Brasil, em especial dos Vênetos. Buongiorno a tutti, quest'anno la Regione Veneto ha avuto un boom turistico incredibile, anzi è il terzo anno di crescita continua. Quest'anno abbiamo avuto una crescita dell'8% sia in termini di presenze che di arrivi. Sono circa 65 milioni le presenze in Veneto nel 2016 e anche i primi 6 mesi del 2017 confermano che il Veneto è la prima regione in Italia per quanto riguarda i flussi turistici. Dobbiamo dire che la maggior parte dei turisti che vengono nel nostro territorio sono principalmente turisti di lingua tedesca, quindi tedeschi, austriaci, ma poi abbiamo molti turisti europei e soprattutto a livello extraeuropeo. Tra questi ci sono tanti nostri turisti compatrioti, dico io, brasiliani, perché molti dei quali sono anche di origine veneta e quindi tornano nella regione Veneto perché vogliono scoprire non solo le bellezze di questo territorio, ma anche le proprie radici. E abbiamo visto negli ultimi anni avere una crescita notevole dei turisti brasiliani, non solo nelle mete storiche come può essere per esempio Venezia, ma anche nei vari borghi, nelle varie destinazioni della regione Veneto, a scoprire anche quelle caratteristiche, se vogliamo, anche di quei paesi dai quali magari i loro antenati sono partiti tanti anni fa. E questo ci rende particolarmente orgogliosi anche per il lavoro che è stato fatto negli ultimi anni in Brasile proprio per promuovere la nostra regione. O prefeito de Treviso, Giovanni Manildo, comentou o primeiro dia de festa, a Puntata Zero, e a importância da ligação entre a província e os trevigianos no Brasil. Il festival è una festa bellissima, ieri la data zero, una ventata di internazionalità per la nostra città, un ritorno a casa, e è bellissimo che ci sia anche questo collegamento, come abbiamo detto, con il Brasile, dove ci sono anche molti nostri connazionali, molti della Trevigiani nel mondo sono nel territorio del Brasile, quindi anche l'Home Festival è l'occasione per ricreare un collegamento sempre più forte. Mário Pozza, presidente da Câmara de Comércio de Treviso e Belluno, reforça a importância do festival e os produtos da marca trevigiana, que são argumentos para aumentar a presença do exterior, em especial do Brasil. Lembra que a música tem um impacto importante na economia e deixa uma mensagem para a criação de um gemellaggio para aproximar os países através da música. Io vedo positivamente, ci sono delle grandi opportunità perché è un festival internazionale, artisti internazionali e sicuramente il Brasile, che è un popolo di giovani, riuscirà a interessarsi a questo evento che è qui a Treviso, che è uno dei più importanti in Italia. Poi c'è un forte legame tra il nostro territorio perché abbiamo tante comunità di italiani che questo agevola, e poi la comunicazione adesso è molto rapida rispetto a una volta, per cui si sa nel giro di pochissimo tempo chi sono gli artisti, qual è la tendenza, e quindi io mi auguro. E poi siamo nella Marca gioiosa e laboriosa e amorosa, dove c'è il prosecco, dove c'è il tiramisù, le colline, il Palladio, abbiamo tutto questo che certamente un popolo caldo come il brasiliano e un popolo caldo come il Veneto e il Trevigiano si sposano. Ma la musica aiuta molto perché i dati che noi abbiamo in Italia muove tantissimi miliardi, il 16% del prodotto interno nazionale è dato da musica, ci sono miliardi e miliardi di euro che vengono, che hanno un indotto dato da cosa? Dato da quello che ci muove tutto attorno alla musica, perché non è solo l'artista, chi accompagna l'artista sono i montatori, i ristoratori, c'è un mondo,
i trasporti, c'è un mondo attorno che indubbiamente fa sì che i numeri siano numeri importanti. E sicuramente un popolo che ama la musica come il popolo brasiliano può trarre dei vantaggi proprio da questo tipo di manifestazioni e magari farlo anche in Brasile una cosa così. Perché non facciamo un gemellaggio Home Festival Italia con Brasile? Gianni Garati, presidente do consórcio de promoção turística da marca trevigiana, comenta que o Home Festival é um evento importante para divulgar a província e, através da música, podemos unir os dois países, lembrando a sua paixão pela música brasileira. E deixa um convite para os brasileiros no futuro participarem deste evento. Questa è una grandissima iniziativa che ha una carattere internazionale, aperta a tutto il mondo, dove c'è della buona musica, dove c'è della grande musica, questo grande messaggio. E credo che soprattutto il Brasile, dove sono di quei Natali importantissimi, della vera, grande, anche di grande musica, questo possa essere un'opportunità per venirci a trovare. Tanti immigrati nostri arrivano da qua. Per cui rifare un connubio, una specie di ponte, perché no? Io amo anch'io molto la musica brasiliana, tra l'altro Gilberto, Everett, Turquinho, Vinicius, e c'è tanto da dire. Per cui a presto brasiliani, a presto, veniteci a trovare. E para encerrar, ouvimos o fundador do festival, Amedeo Lombardi, que comenta o sucesso e faz uma análise da primeira noite. E lembrando, a presença de Duran Duran na abertura oficial do festival. Beh, un po' stanchi ma contenti di come è partita. Ieri abbiamo raggiunto e superato oltre le 20.000 presenze, ma stiamo tutti quanti aspettando e siamo in attesa dei Duran Duran che arriveranno stasera, che poi ricordo che oltre ai Duran Duran questa sera si esibiranno i Moderat, si esibiranno Bloody Beetroots per arrivare a gruppi come Clap Clap e quant'altri. Per cui la casa l'abbiamo ufficialmente aperta e ora aspettiamo l'ospite principale, aspettiamo appunto i Duran Duran. La macchina è partita ieri e come tutte le macchine bisogna provarla e testarla, diciamo, è stato un nostro modo per appunto ottimizzare quello che è tutta la struttura, per cui la macchina ieri è partita, era già al 100%, stiamo partendo prima facendo un confronto di quelle che potrebbero essere le gare automobilistiche, speriamo di chiudere per primi. Do Home Festival 2017 Treviso, Antônio Luiz Piccoli.